il loro breve cammino su un fazzoletto. Il giorno dopo siamo tutti in campo e io che speravo fosse l'ultima volta, invece mi ritrovai ancora lì, solo seduto nella mia stanza, davanti allo schermo con l'apprezzo in mano. Ora che non devo provare più imbarazzo davanti al giornalaio, posso fare tutto da solo, non temere risposte da una donna. No, così non va, ho bisogno di rapportarmi con l'esterno, ma ora io